Benvenuti e bentornati, oggi è sabato 24 gennaio 2026. Il sole sorge alle 7.31 e tramonta alle 17.14, la luna si leva alle 12.19 e cala alle 17.26. Oggi si celebra San Francesco di Sales. Il nome Francesco ha origine latina e significa proprio dei Franchi. Oggi si celebra la Giornata internazionale dell'educazione, proclamata dalle Nazioni Unite per sottolineare il ruolo vitale dell'istruzione e degli insegnamenti. Un'istruzione equa e di qualità è indispensabile per il progresso globale, in quanto è il mezzo essenziale per raggiungere l'uguaglianza di genere e spezzare il ciclo di povertà che affligge milioni di persone. Per raggiungere questi obiettivi è fondamentale l'impegno degli Stati nel contrastare la dispersione scolastica e ridurre l'emarginazione. Un felice compleanno a Giuliano Sangiorgi che oggi compie 47 anni. Il cantante e musicista pugliese, leader dei Negramaro, una delle band più amate del panorama italiano, con il singolo Mentre tutto scorre, tratto dall'omonimo album, partecipa al Festival di Sanremo del 2005. Tra gli altri successi dei Negramaro ci sono Nuvole e lenzuola, Meraviglioso, Sei tu la mia città e Fino all'imbrunire. Auguri a Michelle Hunziker che festeggia 49 anni. La showgirl e attrice svizzera ha iniziato la sua carriera in Italia nel 1995. Da allora ha condotto e partecipato a numerosi programmi TV come Zelig, Striscia la notizia, Italia's Got Talent e All Together Now. Ha anche recitato in alcuni film come Alex l'Ariete e Natale in crociera. E infine auguri a Maria Elena Boschi che oggi compie 45 anni. La politica e avvocata toscana, è stata ministra per le riforme costituzionali e rapporti con il Parlamento nel governo Renzi e sottosegretaria alla presidenza del Consiglio del governo Gentiloni. È il 24 gennaio 1984. Uno Steve Jobs in versione elegante con blazer a doppio petto blu e papillon verde presenta a 2600 persone il Macintosh 128K, il più famoso personal computer sviluppato dalla Apple. Si inaugura così una nuova era nel mondo dell'informatica, l'era dei Mac. Se il vostro frigorifero emana dei cattivi odori, potete usare il bicarbonato. Infatti basta mettere una ciotola con un po' di bicarbonato all'interno del frigorifero e lasciarla per qualche giorno. Il bicarbonato assorbirà gli odori e li eliminerà totalmente. Potete anche utilizzare il bicarbonato per pulire le pareti interne del frigorifero, mescolandolo con un po' d'acqua e passandolo con una spugna. È il 24 gennaio del 1860. L'eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi, sposa Giuseppina Raimondi, ma all'uscita della chiesa riceve una lettera che lo mette a conoscenza del tradimento della donna. Garibaldi abbandona subito Giuseppina per non rivederla mai più. Il loro passò alla storia come il matrimonio più breve di sempre, infatti durò solo un'ora. Who makes you queen or king of the world letteralmente significa chi ti ha incoronato regina, re del mondo. Si usa quando qualcuno prende troppe decisioni senza consultare gli altri del gruppo oppure quando una persona impone all'altra degli obblighi o le vieta di fare qualcosa. Ma cosa diremmo in italiano in questo caso? Probabilmente ma chi sei, ma chi ti conosce, ma cosa vuoi dalla mia vita? Il matto di oggi è il pittore e scultore Amedeo Modigliani. La sua fu una vita di plateali, abusi alcolici e assunzioni di droghe. Morì per tisi a soli 36 anni, in miseria e senza poter vedere le sue inconfondibili figure dal lungo collo raggiungere quotazioni astronomiche. Ci salutiamo con la frase del giorno. L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo, il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. E d'altronde oggi è sabato, quindi come si può non iniziare il weekend con ottimismo? Noi ci vediamo anche domani per iniziare come sempre un nuovo meraviglioso giorno assieme. Buona giornata dalla vostra Jaira.